Oggi e domani, per antichissima tradizione, la Chiesa non celebra l'Eucaristia. Ci siamo radunati in assemblea intorno alla parola di Dio per ricordare la passione e la morte in croce di Gesù. La sua sofferenza e umiliazione nella morte preparano la sua glorificazione. Oggi è già Pasqua. È il primo giorno del triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto. La celebrazione si svolgerà in 3 momenti: la lettura della parola di Dio, l'adorazione della croce, la comunione eucaristica. Ricordati, Padre, della tua misericordia, santifica e proteggi sempre questa tua famiglia, per la quale Cristo tuo Figlio inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quelli dei figli d'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, perché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima, eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiustizia, sentenza fu tolta di mezzo. Chi affligge per la sua posterità?
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi per la colpa del mio popolo, fu percosso a morte. E gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compierà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto, come mio servo, giustificherà molti. Egli si addosserà alle loro iniquità. Però io gli darò in premio le moltitudini dei potenti e gli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto, lontano dal cuore. Sono come un coccio da gettare. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dei miei persecutori. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a Lui, venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Gloria, lode, onore a te, Signore Gesù. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Gloria, lode, onore a te, Signore Gesù.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Giovanni. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi a loro e disse loro: Chi cercate? Gli risposero: Gesù, il Nazareno. Disse loro Gesù: Sono io. Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo. Chi cercate? Risposero: Gesù, il Nazareno. Gesù replicò: Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: Rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo? Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei Giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose: Non lo sono. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel Tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo: Così rispondi al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù: Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: Non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: Non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: Non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo
e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato, dunque, uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli risposero i giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?» E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che, in occasione della Pasqua, io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba». Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei». e gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo». Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo». Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, io in lui non trovo colpa». Gli risposero i giudei: «Noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio». All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?» Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?» Gli rispose Gesù: Tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande». Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: «Se liberi costui non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare». Udite queste parole,
Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: Ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: Via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato: Metterò in croce il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti: Non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: Non scrivere il re dei Giudei, ma costui ha detto: Io sono il re dei Giudei. Rispose Pilato: Quel che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero 4 parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo, Ecco tua madre. e da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo tutto questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: Ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: È compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve e i giudei
perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là, dunque, poiché era il giorno della parasceve dei Giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ci sediamo. Ecco un breve pensiero dopo questo lungo Vangelo. Ecco, tante considerazioni si possono fare alla luce di questa parola di Dio, perché è il momento in cui si compie la verità, si manifesta la pienezza della verità. Un primo pensiero che mi viene da fare è molto semplice, è quello di dire che nelle parole che abbiamo ascoltato si manifesta pienamente che il male può essere vinto solo con il bene. Quel bene che era Gesù, quel male che era tutto il resto del mondo, possiamo dire. Tutti erano contro, anche quelli che erano a favore, i suoi discepoli, i suoi apostoli, gli hanno girato le spalle. Sono stati inermi, avevano paura. Non sono stati capaci di dare testimonianza alla verità, di condividere quel bene che avevano sperimentato con Gesù. Quindi quando anche in quella nostra realtà, di fronte al male che c'è ed è inevitabile, si pensa a facili soluzioni, e le facili soluzioni sono sempre quelle: un male maggiore, una violenza maggiore, legittimata magari anche, sì, ma sempre violenza è. Quanta fatica facciamo oggi a combattere il male che imperversa nel mondo, aumentando il bene. Un altro pensiero mi viene da questa lotta, che è una lotta di potere, di potere. Tutti i personaggi difendono qualcosa di proprio, iniziando dai grandi capi che hanno paura che la poltrona su cui seggono traballi e ci rimettono il posto, fino ad anche arrivare agli apostoli, ai discepoli, che hanno paura di perdere la vita
di perdere quel poco che avevano, il difendere il proprio potere, poco o tanto. Gesù non aveva nessun potere da difendere. Vedete anche qui ancora una volta l'esempio, la prepotenza dei potenti del mondo contro tanti poveri cristi, diciamo noi, sì, tanti poveri cristi, che non hanno nulla da difendere, nulla, perché non posseggono nulla o poca cosa. Ed è sempre sconcertante, e le pagine dei giornali, le ore di televisione che magari anche ascoltiamo o vediamo, c'è questa lotta tra i potenti che, guarda caso, sono sempre preoccupati di chi? Dei più poveri. Sono i poveri che fanno problema. Siete mai accorti voi? Sono i poveri che creano problema, mica i ricchi. Allora quelli che ti invadono, allora quelli che ti portano le malattie, allora quelli che di qua, allora quelli di là. Sempre i poveri, gli sfruttati, gli emarginati, da quei ricchi che prima sfruttano e poi tengono lontani e non li vogliono vedere quelle persone lì. Interroghiamoci noi cristiani, che magari anche noi tante volte ci accodiamo a quelle facili soluzioni che non sono soluzioni, ma sono semplicemente difesa di potere, come hanno fatto i governanti del tempo di Gesù. Difendono il proprio potere. Nulla di più, nulla di meno. Non cercano il bene comune, che dovrebbe essere compito loro. Non lo cercano. Chiediamoci se oggi noi cerchiamo il bene comune, questo nostro paese, quella nostra nazione. Noi cristiani allarghiamo la cerchia. Difendiamo il bene comune o il bene degli opulenti? Chiediamocelo in verità. Gesù non oppone resistenza, perché, ripeto, non ha nulla da difendere di materiale. È libero. Che bella questa libertà. Bella questa libertà. Non avere nulla di materiale da difenderci. Quindi uno dorme sonni tranquilli. Ecco quel Gesù che compie la missione facendo la volontà del Padre. La volontà del Padre. Quella stessa volontà del Padre che anche noi siamo chiamati a compiere giorno dopo giorno. L'ultima domanda che vi pongo: ci chiediamo mai noi, col nostro agire, col nostro fare, col nostro essere, col nostro parlare e via dicendo, ma noi facciamo la volontà del Padre? Magari anche rimettendoci, come ha fatto Gesù, perché è quella la nostra strada, è quella la nostra strada di cristiani, non ne abbiamo altre. Ecco, questo giorno allora ci ponga questi interrogativi, ci aiuti anche a riflettere magari con più lucidità e con più verità, senza scadere in facili soluzioni. Sono terribili. A problemi gravi, pesanti, non ci sono mai soluzioni facili, mai. Lasciamoci interrogare da Gesù. Guardiamo a Lui. Noi tutti che facciamo esperienza di sofferenza, o poca o tanta, perché fa parte della nostra vita, è parte integrante della nostra esistenza la sofferenza. Non possiamo pensare a una vita senza. Ma non è tutto. Non è tutto. Sappiamo che la sofferenza, come la gioia del vivere,
è dentro un disegno molto più grande che ci supera, per fortuna. Ci supera e ci porta dove? Al sabato santo, alla Pasqua. Tutto lì va a finire. Ma c'è bisogno anche della passione per arrivare alla Pasqua. Oggi la nostra preghiera, la preghiera universale, sarà molto solenne e ampia, perché dentro a questa nostra preghiera mettiamo di fronte al Signore il mondo con le sue necessità. Per la Santa Chiesa. Preghiamo, fratelli carissimi, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi, in una vita serena e tranquilla, di rendere gloria a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con saldezza di fede nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Per il Papa. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco. Il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Dio Onnipotente ed Eterno, sapienza che reggi l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Per tutti gli ordini sacri e per tutti i fedeli. Preghiamo per il nostro Vescovo Corrado, per tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, per tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo di Dio. Dio Onnipotente ed Eterno, che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo perché, secondo il dono della tua grazia, tutti i membri della comunità, nel loro ordine e grado, ti possano fedelmente servire. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per i catecumeni. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio nostro illumini i loro cuori e apra loro la porta della sua misericordia, perché mediante l'acqua del battesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, nostro Signore.
Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni l'intelligenza della fede, perché, nati a vita nuova nel fonte battesimale, siano accolti fra i tuoi figli di adozione, per Cristo nostro Signore. Amen. Per l'unità dei cristiani. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità che professano e li raduni e li custodisca nell'unica sua Chiesa. Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda benigno al gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Per gli ebrei. Preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione, per Cristo nostro Signore. Amen. Per i non cristiani. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché illuminati dallo Spirito Santo possano entrare anch'essi nella via della salvezza. Dio onnipotente ed eterno, fa che gli uomini che non conoscono il Cristo possano conoscere la verità camminando alla tua presenza in sincerità di cuore, e a noi, tuoi fedeli, concedi di entrare profondamente nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi, per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per coloro che non credono in Dio. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché vivendo con bontà e rettitudine di cuore, giungano alla conoscenza del Dio vero. Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te, che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che, al di là di ogni ostacolo, tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Amen. Per i governanti. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovono su tutta la terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per i tribolati. Preghiamo, fratelli carissimi,
Dio Padre Onnipotente, perché liberi il mondo da ogni disordine, allontani le malattie, scacci la fame, renda libertà ai prigionieri, giustizia agli oppressi, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati, ai morenti la salvezza eterna. Dio Onnipotente ed Eterno, conforto degli afflitti, sostegno dei tribolati, ascolta il grido dell'umanità sofferente, perché tutti si rallegrino di avere ricevuto nelle loro necessità il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Inizia la seconda parte della celebrazione. Viene portata in mezzo a noi la croce, non come strumento di morte, ma come segno di vita. Il sacerdote per 3 volte ci inviterà a venerare la croce rispondendo cantando «Venite, adoriamo». Accompagniamo questo momento col canto 230. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni sei il vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popolo fedele.
Oggi non ci sono doni da presentare al Padre, solo domani notte riprenderemo a celebrare l'Eucaristia. Oggi chi lo desidera può fare la comunione al pane eucaristico consacrato ieri.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. E beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha commemorato la morte del tuo Figlio, nella speranza di risorgere con Lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Amen.